personaggio amico di Telearena che ama elaborare le automobili. Il suo hobby è diventato quello un po' di bardare, come si dice, le auto. Il Barda! Ciao Betty! Beh, insomma, abbiamo detto che le arterie che portano, che confluiscono allo stadio... Viene Zeppe! È veramente un casino da fuoco, Vezzo. Ho fatto una fatica arrivare qua e tra l'altro mi sono incanalato proprio nella corsia dei tifosi del CEO che aveva due smart piene davanti a me. Ho fatto tardi, Vezzo. Veramente, ho fatto tardi. No, voleva dire una roba. Innanzitutto voleva fare a me un po' di pubblicità al mio sponsor, il Diavolo Becco Elaborazioni, quello lì sul cofano, il Diavolo Becco Elaborazioni. Presidente nuovo coordinamento Calcio Club Siel Hellas, Carlo Riolfi. Carla. E voleva dire che Gabi un altro porta fortuna in studio, il Carlo Riolfi. Carletto. Sono da Torme ZTI, quando una macchina la sgoma non vuoi neanche sapere cosa la costa, Vezzo. Basta che la sgoma, voleva salutare Memorosa, la Scabia, che lei è a casa. Cioè, il suo vero nome è Marisol, voleva salutarla perché la sa laureare in storia del Zarin. Mi piace sgomare nel Zarin, fare le derapate nel Zarin. Scusa Gigi, però vorrei anche sapere una cosa io dal Barda perché sono un suo grande fan. No, Barda, vedo che al collo è anche un osso, cos'è un osso, uno squalo, un'orca? Sì, no, quello lì che è il collo. No, le osso de polame. Sì. Grazie Rosega. Guarda, te lo so vela. Eccolo qua, vedo. Lei non so del polame, sto qua, mi piace il polame. Della storia. Però vedere 30.000 persone, restare lì con voi che magari eravate in campo a piangere probabilmente per la retrocessione e vedere 30.000 persone battervi le mani, ecco, già dirlo ancora, ecco, questo vuol dire essere tifosi dell'Hellas. Cosa ha detto il Barda? No, dico, te dà un cartone se te continui a girare il dio nella piaga. Però insomma la Juventus ce ne ha fatte talmente tante quando io ho rivisto lì lo stadio olimpico, ma ricordiamoci che era lo stadio comunale dove con il Verona siamo andati ai tempi di Agnelli, ai tempi di Wurz. Per cui... A Wurz, Gobardà la 131 Mirafiori che aveva regalato anche la partita là, tra l'altro. E le fasce le sfrutti con gente come Gomez e Jankovic che mettono palloni dentro. Quante macchine t'hai regalati, Vezzo? Ma che... T'hai regalato un motorenza, t'hai regalato Zaetto, neanche quello. Niente. Neanche un orologio, niente. Carlo Riolfi. Carlo, com'è Carlo? Ben, Barda. Che clima. Piero è uno che di solito ci mette la faccia, vero? Sì. Mi so comprare un letto con le rue da lui, mi vuoi sgomare anche in camera? Quando mi hai, vuoi fare colazione col letto, mi era. E prima dell'inizio di solito noi diamo una carica particolare anche per tutto il nostro pubblico offrendo un caffè paganotto, vero Barda? Ha pensato che gli taccasse la batteria della macchina? Raddoppio del Parma, chiedo scusa al Barda, un bellissimo gol di Bonaventura, raddoppio del Parma, con una mezza rovesciata, con una mezza girata, chiedo scusa, e porta in pareggio l'Atalanta. Chiedo scusa, non è il Parma che raddoppia, ma l'Atalanta che agguanta il pareggio. Te le vedi bene, Vezzo? No, infatti. Allora, a mia... Sentiamo il commento del Barda, che vorrei sapere anche cosa farai dopo la partita, adesso dopo la trasmissione. Beh, sarà ben fatti meglio quel che fa.